è stata individuata praticamente un'autovettura che è in prossimità più o meno dell'orario dell'intrusione, del furto era presente, e quindi i colleghi sono riusciti ad agganciarla e quindi poi intervenire in flagranza praticamente l'altro ieri, quando tre persone, si tratta di tre persone provenienti dall'est Europa, avevano commesso un furto consumato e uno tentato in provincia di Treviso. Prima un tentativo a Orsago, poi un colpo messo a segno a Villorba in pieno giorno, l'ultimo di una serie tra le province di Padova, Venezia, Marca Trevigiana, escalation alla quale la squadra mobile patavina guidata da Immacolata Benvenuto ha messo la parola fine seguendo le tracce del comando fino a Noale, dove in un appartamento preso in affitto sono scattate le manette ai polsi per tre uomini, due serbi di 26 e 37 anni e un romeno di 23. In casa sono stati recuperati i gioielli rubati a Villorba e un Rolex provento di un altro furto, ma la logistica era ben più complessa, mentre in un nascondiglio lungo un canale a Salzano erano stati occultati attrezzi da scasso come martelli e smerigliatrici, pure rice trasmettenti. Nel Trevigiano a Zero Branco, in un casolare abbandonato, c'erano delle targhe rubate e addirittura un lampeggiante blu. Con quale scopo? Sembra evidente. Per garantirsi la fuga, laddove no, hanno commesso un furto in abitazione, spacciandosi anche per appartenenti alle forze dell'ordine. Infatti il lampeggiante ritrovato blu è quello proprio utilizzato dalle forze di polizia, e anche le targhe con finalità per l'appunto poi, laddove intercettati, di potersi assicurare la fuga. Tra l'altro, a inizio settimana a San Biagio di Callalta, la giovane vittima di un furto aveva raccontato non solo di essersi trovata davanti dei ladri, ma che questi si erano spacciati per dei poliziotti, e poi quell'auto oscura avvistata un po' ovunque da qualche giorno, anche a Villorba e pare Castello di Godego, da appurare in questo caso come altrove se vi sia un collegamento. Stiamo rivisitando adesso, i colleghi della squadra mobile, dal punto di vista investigativo, appunto dei furti che sono avvenuti proprio in queste 2 settimane, non solo nella provincia di Padova ma anche in quelle di Treviso e Venezia. I tre uomini dell'Est accusati di furto e tentato furto in abitazione in concorso si trovano ora in carcere a Venezia. Non si esclude che il comando, che ha agito in queste settimane, conti altri componenti e diramazioni. A riprova di una cellula, di una banda strutturata, particolarmente mobile sul territorio. La refurtiva poi è destinata sul mercato della ricettazione e del riciclaggio, in questo caso dell'Est Europa.